1500 sui prati di Galliera Veneta per inaugurare la stagione veneta della corsa campestre 2020. Il nono cross di Villa Imperiale, sesto Memorial Efrem De Poli, ha tenuto a battesimo i 3 campionati regionali di società, assoluto, promozionale e master, in una mattinata di gran sole e poco fango. Paolo Zanatta ha debuttato con la maglia di Treviso Atletica, dominando la gara assoluta sui 10 km. Sono tornato dopo tanti anni fatti in Emilia Romagna col Casone Noceto. Sono tornato in Veneto e iniziare con una vittoria fa morale. Non vedevo l'ora perché qui mi sento in casa, poi tesserato con una società trevigiana fa ancora più morale, sono più gasato ancora. Zanatta ha chiuso in 33,03. Da segnalare il secondo posto di Said Budalia, che alla soglia della 52esima candelina è riuscito a tenere sotto scacco Zanatta per buona parte della gara. Said me l'aveva detto prima di partire, mi fa: sarete voi che dovete attaccarvi a me, e così è stato, l'ha buttata giù dura e mi ha messo in crisi i primi 3 giri, sì, devo dire la verità. Ilaria Bonetto ha vinto la gara assoluta femminile, completando i 7 km in 27,06. Alle sue spalle, nell'ordine, Eva Feletto e l'ex azzurra Michela Zanatta. È sempre una cosa inaspettata, una vittoria, e anche se questo cross lo faccio ormai da tanto tempo, per me è sempre un'agitazione anche prima della gara. Ci vuole sempre un minimo di ansia pre-gara, un po' di adrenalina ci sta sempre, è il bello della gara. Come mai Galliera è un appuntamento fisso per te? È organizzato molto bene, ci sono ottimi premi poi, e è un divertimento, ripeto sempre. Poi io comunque i cross d'inverno li affronto abitualmente, quindi Galliera rimane comunque un appuntamento ormai da tanto tempo. Fra gli juniores, ecco Nicolas Loss, un pluripremiato campione dell'orienteering, convertitosi ora esclusivamente all'atletica. Ho fatto 7 anni di orientamento dove mi sono tolto delle soddisfazioni, essendo in nazionale, ho fatto europei. E un anno fa, questa è stata la mia prima gara, un anno fa, ho deciso di dedicarmi all'atletica. E dopo un anno sono riuscito a vincere questa magnifica gara e quindi adesso penso di dedicarmi solo al mondo dell'atletica. Al femminile, successo della junior dell'Atletica Mogliano Margherita De Mattia. Sono contenta, la gara è stata bella, poi abbiamo avuto l'occasione di correre con gli allievi, quindi ancora più stimolante visto il grande treno davanti. Poi niente, è stata una bella giornata, c'è il sole, non c'è neanche una nuvola, quindi condizioni ottime, anche la temperatura è abbastanza favorevole e niente, mi è piaciuta, mi sono divertita e speriamo bene anche per le altre. Nella categoria allievi, grandi obiettivi quest'anno per l'emergente Thomas Deste, primo al traguardo di Galliera. Voglio puntare ad andare agli europei, almeno entro quest'anno, e cercare di vincere i campionati italiani. Ho fatto questa gara prima per testare come mi sono allenato durante l'inverno e devo ammettere che sono andato bene. Percorso bello come ogni anno. È invece Beatrice Casagrande dell'Atletica Riviera del Brenta a salire sul gradino più alto del podio nella categoria allieve. Un percorso bellissimo, molto vario, e è stata una gara molto bella e non me l'aspettavo andasse così, perché comunque sapevo di essermi allenata bene ma non pensavo così. Organizzazione bellissima, percorso davvero impeccabile. Obiettivi sì, ne ho abbastanza, i campionati italiani, voglio far bene comunque, sia in campestre sia in pista. La giornata si è aperta con la passerella dei master, in gara anche per i titoli regionali individuali. Primi in assoluto Filippo Barizza sui 6 km della prova under 60 e Giorgio Centofante sui 4 km della batteria over 60. Tra le donne la più veloce è stata la novità Manuela Bulf. Nelle gare del settore promozionale, doppietta del CSI Atletica Provincia di Vicenza, che ha conquistato il sesto Memorial Efrem De Poli, salendo sul gradino più alto del podio con Elisa Clementi, categoria cadette, e Simone Vallortigara, categoria ragazzi. La partenza è stata un po' lenta, diciamo, e ritmo sostenuto, poi verso la fine sono partita e non me l'aspettavo, diciamo. Ho iniziato in seconda media, quindi 2 anni, 3 fa, e mi ha presa subito e mi piace un sacco.
Non mi aspettavo di arrivare così bene perché i miei allenatori dicevano sì che arrivavo bene ma non così. Anche il percorso era un po' difficile perché si scivolava tanto e non avevamo molta aderenza. Le distanze, insomma, erano 1000 metri, io di solito sono abituato magari a fare distanze un po' più lunghe, quindi me la sono gestita meglio. Abbiamo avuto in gara ragazzi dai giovanissimi, dai ragazzi fino ai master, quindi tutte le fasce di età dell'atletica sono stati in gara, numeri sempre in crescita, più di 1500 iscritti, in più oggi abbiamo anche assegnato i titoli di campione regionale master, quindi abbiamo assegnato tutte le maglie e le medaglie per gli over 35, quindi c'è grande soddisfazione, comunque il comitato regionale è molto contento di questa gara, di questa prima prova. Il trevigiano Elam Rani si è imposto tra i cadetti, mentre la veneziana Alessia Miniutti ha destato un'ottima impressione dominando la gara ragazze. Sapevo già gli avversari quali erano, quindi pensavo già di un po' arrivare prima, anche se non mi aspettavo così tanto vuoto. È stata molto bella, un bel percorso, è stato un bel percorso, anche se c'era un po' di fango, è stato molto bello. In apertura di manifestazione 1 minuto di silenzio per ricordare Aldo Masi, grande voce e non solo dell'atletica veneta. Ottima, l'abbiamo sentito, l'organizzazione di Galliera Veneta, una garanzia. Abbiamo fatto una manifestazione che penso sia risultata bene, molto bene da sentire i commenti. Spero anche di riuscire a ripeterla, soprattutto questo, riuscire a ripeterla, perché per noi è vitale come associazione sportiva, ci dà una grossa mano come sponsor, come entourage, come gente attorno. Devo anche ringraziare la vecchia amministrazione, soprattutto anche Paolo Bianco, che è stato il promotore di 9 anni fa e fino all'anno scorso ha seguito, e quest'anno devo dare merito anche all'atletica sportiva di Galliera Veneta, che ha aderito di nuovo di fare qua sul nostro territorio, e complimenti anche a tutte le persone che hanno dato la sua disponibilità e anche il tempo, perché hanno chiesto anche delle ferie per venire a fare questa manifestazione.